Da 2 mesi insieme all'amministrazione comunale, con la collaborazione anche di Ivan Carcione, abbiamo cercato di mettere a punto una serie di eventi per rendere, possiamo dire, le festività di Natale in maniera anche per accogliere il Santo Natale. Il Natale è un momento magico, è un momento di aggregazione, è un momento particolare, la festa più bella dell'anno possiamo dire, e noi iniziamo proprio il giorno 8 con la tradizionale accensione dell'albero di Natale qui a Rocca e con la slitta di Natale a Capriglione, perché abbiamo previsto dei momenti sia a Capriglione che Rocca, e poi continuiamo sempre il giorno 8 dopo l'accensione dell'albero di Natale con la terza edizione del Festival del Panettone Artigianale. Naturalmente questo è un evento che abbiamo voluto promuovere per esaltare l'eccellenza dei nostri maestri pasticceri, ma non solo locali del nostro comune, ma anche del nostro territorio, perché il panettone è diventato, quello siciliano è diventato uno dei panettoni, hanno vinto dei premi, quindi un panettone che ormai ha raggiunto anche i mercati nazionali e non solo. La sera di giorno 8, dopo la presentazione con Salvo La Rosa appunto del Festival del Panettone, grande serata con i due cabarettisti, oltre a Salvo La Rosa, Massimo Bagnato e Dario Cassino. Continuiamo il 18 dicembre con un altro momento importante, all'interno è dedicato per i ragazzi con l'orchestra scolastica dell'indirizzo musicale del nostro istituto comprensivo, poi naturalmente la festa degli anziani, un momento dedicato di convivialità ai ragazzi delle scuole medie, asilo e scuole elementari, e poi giorno 28 una serata dedicata ai giovani, e poi tante serate di degustazione e di divertimento. Non poteva mancare a Capriglione un momento di degustazione ma anche di musica con la Zampogna, e questa è la nostra, ecco, ancora una volta per le canzoni di Natale sono quelli che riscaldano il cuore. Quindi noi ci auguriamo e speriamo che il nostro programma e la nostra attenzione nei confronti della comunità possa essere gradita non solo dai nostri concittadini ma anche dai tanti amici che, così come sono venuti in estate, verranno a trovarci. Desidero ringraziare per la collaborazione l'associazione Fandaco, l'associazione Il Borgo e l'associazione AS Team Sport e Service, che concluderà il 6 gennaio con la tombolata. Qual è l'invito che facciamo per questo Natale a tutti? E l'invito che facciamo con questo Natale è che invitiamo tutti a venire a trascorrere a Rocca e a Capriglione delle serate che sono delle serate di divertimento, ma anche che sono delle serate di aggregazione e dei momenti di solidarietà. E poi a tutti facciamo tanti affettuosi auguri, che possa essere un Natale di gioia, di speranza e sempre di comunione fra tutti.